Luigi, a te la firma, ce l'hai il documento? Sì. Sì, Presidente, ecco la Fondazione Veneto Film Commission. Una firma a distanza come da misure anticontagio al termine della videoconferenza ha siglato il protocollo tra i presidenti di Confindustria Venezia Marinese e di Fondazione Veneto Film Commission Baccialli. La nostra volontà è quella di non fermarci di fronte alla pandemia, ma invece di programmare e di progettare. Questo accordo va nella direzione della programmazione e della progettazione. La Fondazione Film Commission è fondamentale per promuovere il nostro territorio e noi come industriali vogliamo essere al loro fianco nel sostentamento, nel trovare sponsorizzazioni, nell'avviare e contribuire nei percorsi formativi che già loro stanno facendo. Insomma, rappresentiamo al mondo attraverso il film quella che è la nostra realtà. Il protocollo favorirà infatti la promozione in Italia e all'estero del territorio e del suo patrimonio imprenditoriale attraverso le produzioni audiovisive che negli ultimi mesi hanno visto una crescita. Il settore della produzione non è un settore che si è fermato, se non per un brevissimo momento nel primo lockdown, ed è un settore che adesso anzi richiede grandi sforzi e grande impegno da parte della Film Commission ovviamente, ma in generale di tutti i soggetti deputati alla filiera. Da oggi dunque si lavorerà in sinergia anche coinvolgendo le imprese locali. Un aiuto da parte di Confindustria a trovare, inserire professionisti, location sulla location guide, aiutarci soprattutto nel reperimento di luoghi sia per l'ospitalità da un lato, sia per le riprese dall'altro, sia per appunto, come dicevo prima, servizi che vengano richiesti dalla produzione che vengono sul Veneto. Dall'altro lato faciliteremo l'ingresso di imprese locali sulle produzioni, quindi cercheremo di fornire informazioni e sostegno su tutti i dispositivi di investimento, dal tax credit al product placement che l'audiovisivo offre.